Siamo live da Venezia Channel, un saluto a tutti gli amici che ci seguono, ancora pochi secondi per presentare gli ospiti di questa serata in compagnia. Ora mandiamo la sigla e poi ci ritroviamo fra 30 secondi esatti. Ed eccoci ritornati in studio e scopriamo chi c'è con noi oggi. Allora, come di consueto, a farmi compagnia il martedì c'è Emanuela Pegnolato. Ciao Emanuela. Ciao. E la nostra guest star della serata, Mauro Meneghetti. Ciao Mauro. Ciao. Allora, innanzitutto lasciatemi fare una piccola prefazione. Volevo ringraziare tutti coloro che finora hanno seguito questo nuovo format, Conversazioni, uno spazio che abbiamo voluto ricavare alla sera per riannodare quei fili che un po' l'isolamento, questa emergenza dovuta appunto all'epidemia ci ha fatto perdere, perché l'isolamento ovviamente ci ha tenuti lontani e quindi questo era il modo per riavvicinarci e ritornare insieme, anche perché piano piano dobbiamo riabituarci e fra poco ci saranno anche delle grandi novità, chissà se Mauro magari ci potrà anticipare qualcosa. Un ringraziamento perché ci seguite in molti, l'ultima volta, martedì scorso, Emanuela, con chi eravamo e quante persone ci hanno seguito? Allora, martedì scorso eravamo con Isi Coppola del ristorante in Marinetta alle porte di Albarella nel Delta del Po e con il vignaiolo Giorgio Gnavi dell'area di Caluso, specializzato nella produzione di erbaluce. E gli ospiti sono stati quasi 3.000, ecco, quindi insomma anche con un po' di sorpresa effettivamente abbiamo fatto una bella puntata, ecco, quindi siamo contenti. Io vedo Luigi un po' fisso, anche tu, Mauro. Sei un po' fissato, sì. Allora, Luigi... sul numero, sui 3.000 che è un numero sì, sul 3.000 si è un attimo, perché effettivamente come dicevamo prima nella zona... Dicevamo prima, eccoci qua. È il temporale che gira attorno, ecco. Siamo ritornati, sì, avevamo anticipato che purtroppo tra Padova e Rovigo sta girando un po' di tempo brutto e quindi era previsto qualche difficoltà di collegamento. Allora se vuoi riannodare i fili, Emanuela, eravamo con Isi Coppola, dicevi? Sì, e con Giorgio Gnavi della cantina Carlo Gnavi, quindi Erbaluce di Caluso, nella zona del Canavese. Quasi 3.000, quasi in 3.000 ci hanno seguito, quindi siamo stati contenti, insomma è stato un approfondimento interessante. Tra l'altro, Emanuela, io vorrei ricordare a tutti che possono continuare a rivedere le puntate precedenti, come si usa dire, sia su Facebook, ma anche più facilmente sul canale sempre di Venezia Channel di YouTube, dove è più facilmente ritrovabile il filmato in quanto sono in ordine cronologico e vedono tutte le puntate, anche perché questo format è un format che non è espressamente dedicato al vino, è una chiacchierata che facciamo tra amici, si parla di arte, di cultura, di moda, di tante cose e ovviamente con un bicchiere in mano, non è vero Emanuela? Sì, soprattutto si cerca di creare un contesto, no? Cioè un contesto che ci permetta di chiacchierare anche di altro. In quel caso abbiamo parlato molto del paesaggio e poi ad esempio questa sera secondo me ci sono molti altri filoni che possiamo seguire partendo dal vino, ecco. Certo, allora, oggi stasera è Mauro Meneghetti, molti di voi lo conoscono, è sommelier, quindi abbiamo in comune anche qui questo filo del vino,
direttore di un'importante struttura che è la Montecchia, che è un ristorante tra i più rinomati d'Italia, del Veneto sicuramente, è anche un golf club, è diciamo una struttura molto, molto bella dove passare del tempo sia mangiando ma sia trascorrendolo tra amici e quindi mi fa molto piacere averlo proprio perché ci può dare anche tra virgolette un'immagine complessiva del settore. Il settore della ristorazione è in grave e tra l'altro si porta dietro tutto il nostro settore del turismo, che è uno dei settori più importanti del Veneto, non è vero Mauro? Assolutamente sì. Devo dire che stiamo vedendo un piccolo barlume adesso per quanto riguarda le riaperture. Notizia ufficiale di oggi, da lunedì 18 potremo riaprire i nostri locali. Bene, ci dai una bella notizia in diretta Sì. che ci fa molto piacere perché piano piano avevamo incominciato un po' a frequentare, diciamo, i posti del cibo e del vino, però c'era questo asporto che lasciava sempre un po', come dire, di amaro in bocca. Adesso finalmente potremo sederci anche e sarà già un bel passo in avanti, anche se ovviamente con tutte le avvertenze del caso ci saranno dei protocolli di sicurezza sanitaria da rispettare. Cosa vi hanno Sì. detto, Mauro? Ma allora, la notizia di oggi ho letto il documento redatto dall'INAIL e si parla di questi 4 metri quadrati per persona. Si parla poi in questo documento delle protezioni che dovranno avere tutti gli addetti alla ristorazione, per cui sia la cucina che la sala. Per quanto riguarda le norme igieniche, niente di così complicato. Siamo abituati a rispettare la KCCP, per cui siamo ben allenati a gestire sia le merci che l'igiene all'interno dei locali. E questo chi fa ristorazione secondo me non lo vede come un problema, anzi. Quello che dà più pensiero sono sì, queste limitazioni riguardo lo spazio. Devo dire la verità, personalmente non sono così preoccupato perché fortunatamente lavoro in una struttura che ha dei grandi spazi, per cui gestire questi spazi, il metro e i 2 metri di distanza non sono un grosso problema. Abbiamo fortunatamente anche dell'area aperto, è una grande fortuna, ecco. Era sempre un problema, magari non dico un problema, però sai, la gestione degli spazi da riempire nella ristorazione è sempre un bel pensiero. In questo caso diventa anche un vantaggio a nostro favore. Ma chiamo in causa anche Emanuela. La volta scorsa eravamo in un posto stupendo, l'Ititurismo di Isicoppola, dove anche lì gli spazi all'aperto sono belli, ci sono, per cui veramente viene la voglia tutto sommato di viverli questi spazi all'aperto, di uscire fuori. Oggi ero tra l'altro in compagnia anche lo stesso di un amico in uno spazio, diciamo, campestre in qualche modo e direi, beh, ci reinventeremo un po' anche in certe località, in certi luoghi, la merenda, uscire con il cestino, il plaid, portarci dietro il Che bicchiere, le bella idea! bottiglie. Insomma, È bellissima. dovremo un po' sviluppare le idee, ma io dico un po' tornare indietro. Ho pubblicato proprio l'altro giorno un post riguardo alla bicicletta. Ci saranno nei prossimi provvedimenti del governo degli incentivi sull'acquisto delle biciclette. Beh, noi italiani siamo nati con la bicicletta, insomma, io ricordo i miei genitori che me ne parlavano molto e io quando sentivo queste cose dicevo, ma è impossibile fare tutti quei chilometri in bicicletta, cioè, mi sembrava una cosa da altri tempi, però me la ricordo e me la raccontavano, eccetera. Oggi un po' ritorniamo e quindi tante cose che abbiamo abbandonato forse dovremmo valorizzarle nuovamente. Cosa dici, Mauro? Assolutamente sì, la voglia, intanto la voglia di stare insieme, quella ce l'abbiamo proprio dentro di noi e questo poi fa parte di quello che è
la ristorazione, perché comunque la convivialità è per noi italiani la cosa che più ci appaga. Vedo proprio la voglia di ritrovarsi, farsi un aperitivo proprio per voler stare insieme, per condividere la cucina. Poi la ristorazione è tornare anche a fare delle cose semplici, come proprio stare insieme, senza chissà che pensieri, proprio bersi insieme un bicchiere di vino, condividere un pezzo di pane, questo è già una bellissima cosa. Scoprire poi come tu il giro in bicicletta, giusto che noi in famiglia da qualche tempo abbiamo messo il seggiolino per Leone e abbiamo approfittato. L'abbiamo sentito, mi Ecco. dico aver sentito Leone. Sì. Si è sentito preso in causa. Si era intrufolato in cucina, è quasi l'ora della. Sì, poi c'è anche voglia, secondo me, di un altro aspetto della ristorazione che è importantissimo, che è quello dell'esperienza immersiva in un determinato contesto, no? Come la volta scorsa con un ristorante, la volta scorsa parlavamo di un ristorante che è nel bel mezzo di una laguna, ma in questo caso invece parliamo di un ristorante che è inserito in un contesto di grande charme e soprattutto è un posto in cui si respira questa tradizione, l'importanza del nome, del brand Alaimo e poi soprattutto l'accoglienza, il servizio che è curatissimo. Io sono stata un po' di tempo fa, mi ricordo come ci ha seguito Mauro, che è stato bravissimo, anche perché si ha proprio una sensazione di questa presenza che c'è, però non è diciamo invadente, pur essendo sempre presente ad ogni passaggio. Questa è una sensazione bellissima quando si va a cena fuori. È una forma di coccola davvero che a tante persone manca, perché sì, il cibo possiamo anche andare a prenderlo da sport e portarcelo a casa. Questa piccola magia che si crea si può creare solo lì. Quanto è importante perciò l'accoglienza? Quanto peso? Cioè, è una domanda sì, quasi retorica. No. Quanto peso ha per te? Per noi ha un peso assoluto. Nel nostro gruppo, nel gruppo Alaimo, sai, è una cosa condivisa. Il nostro marchio è il sorriso Alaimo, nasce dalla firma di Massimiliano e continua sulla bocca e sul viso di tutti noi che collaboriamo con gli Alaimo, ed è una delle prerogative per lavorare con noi. Quello che, ecco, io lavoro con gli Alaimo da tanti anni. Con papà Erminio abbiamo aperto la Montecchia, ci conoscevamo già, avevamo già lavorato insieme alle Calandre ed è continuata poi questa forma di collaborazione. E Erminio mi ha sempre insegnato, dai primi giorni con cui lavoravo con lui, che il cliente va sempre stimolato da una parte e bisogna sempre prevedere le sue esigenze, non bisogna aspettare che Esatto. il cliente ti chieda qualcosa, però tu devi prevedere quali sono le sue esigenze. E questo poi rimane nelle nostre corde, sai, vedere quale può essere un imbarazzo di un cliente verso un piatto, l'indecisione nella scelta. Noi osserviamo molto il cliente. Abbiamo imparato e secondo me fa la differenza. È un lavoro non facile, perché uno dice sì, gli diamo da mangiare, no, quella è l'ultima cosa. È vero. È come quando si parla di un sommelier, il sommelier non vuol dire versare il vino, quello è un altro lavoro, comunque versa vino. Il sommelier, come il cameriere, come il responsabile del ristorante, il maître, uno chef de rang, deve interpretare le esigenze del cliente. E questo è una cosa non semplice, perché comunque diventiamo un po' psicologi, sai, dobbiamo intuire in poche parole, in pochi sguardi,
cosa si aspetta una persona, perché la stessa persona in situazioni diverse ha esigenze diverse. È verissimo, infatti volevo chiederti proprio una cosa a proposito di questo, che ecco, mi hai fatto fare un'associazione mentale. Allora, tante volte si parla di abbinamento, no? Se si è fanatici di questa cosa dell'abbinamento cibo-vino, ma tu che segui il cliente durante la scelta dalla scelta del piatto, la scelta del vino e comunque la costruzione, insomma, dell'esperienza della serata, quanto è importante in realtà capire chi hai di fronte per consigliare un vino, più forse che il piatto che ha appena ordinato? È determinante, allora. È complicato perché sono varie cose da interpretare, perché intanto interpretiamo se il cliente è un cliente abituale o un nuovo cliente. Cerchiamo di capire se è la sua prima esperienza, e questo mi dice tantissimo. Se ho un ospite che viene da fuori provincia, sicuramente vorrà provare dei piatti e dei vini territoriali. Se invece parliamo di un cliente abituale, magari vuole assaggiare un vino diverso, un vino a cui è affezionato, un vino che lo colpisce o qualcosa di diverso. Dipende anche poi dalla situazione. Immagino Luigi che venga, come è successo, che venga a Cina Montecchia, arriva con una compagnia di lavoro, per cui un gruppo, un tavolo di lavoro, e dobbiamo stare attenti a quando entriamo nel tavolo, ok? In una cena di lavoro, in un incontro di lavoro, il personale di sala deve stare fuori dal tavolo, per cui un servizio magari un po' più freddo, un po' più rigido, comunque con grande attenzione, però non si ha voglia di sentire tante spiegazioni, si ha voglia proprio di parlare, si ha bisogno di parlare. E anche per quanto riguarda la scelta del vino, in questi casi vedo che è molto condizionato. Se l'ospite, chi ospita quindi al tavolo, ha dei clienti importanti, sicuramente un vino importante. Se sono stranieri, punterà sicuramente su qualcosa di molto conosciuto, dall'Amarone a un Super Tuscan a qualche piemontese. Se invece è una riunione di lavoro con ospiti locali, allora magari si va su etichette molto conosciute, bianchi, si va direttamente sul Friuli perché c'è questa cosa del bianco friulano. I rossi possono essere dei rossi di casa oppure si sposta ancora sulla Valpolicella. Cambia molto in base alla situazione. Se Luigi venisse con una sua amica, sicuramente avrebbe voglia di essere coccolato, avrebbe voglia di sentirsi conosciuto, per cui subito un saluto, ti ricordi, insomma uno scambio di confidenze per fare anche che aiuta, la persona certo, conosciuta è abituale. certo, certo. In questo caso, ecco, la situazione, la presenza del servizio potrebbe essere più importante. Ma io, Mauro, sicuramente delle situazioni incredibili. racconta. Una coppia di clienti che venivano tutte le domeniche sera. Avevo questa abitudine di mangiare poi un piatto fuori carta che era la nostra cotoletta alla milanese. E c'erano serate dove potevo stare al tavolo, sia io che Erminio, dove si chiacchierava, si perdeva un po' insomma, di tempo, tra virgolette, non è mai perdere tempo, però ci si scambiava un po' di battute. E i pasti erano eccezionali, questa cotoletta stasera era fenomenale, la più buona mai mangiata. Capitava la serata invece dove avevi magari il ristorante pieno, dove non riuscivi ad essere sul tavolo, mangiato bene, però le altre volte la cotoletta era uguale, però cambiava il modo di degustarla. La serata magari litigava, o magari c'erano una serata un po' stanca, così non era proprio come l'altra volta.
lascia stare, questa sera non so cosa avevate, chissà non c'eravate. Che cambia la percezione a seconda Cambia la dell'atmosfera. percezione. Mauro, E questo siamo... io tornerei proprio sull'ultima cosa che parlavi, il servizio, no? Abbiamo detto che tu sei sommelier, sei direttore della struttura del ristorante, ma tu sei anche docente. Mi sembra il master di cucina, se non sbaglio, vado un po' a mente, no? E volevo domandarti come percepiscono i ragazzi, ovviamente tu hai tutti i giovani che frequenteranno, penso, questo master, i vari livelli, perché so che sono divisi tra servizio, cucina, eccetera, perché c'è un po' questa idea che tutti devono diventare dei divi e quindi la cucina è molto gettonata, e invece voi come operatori cercate degli addetti al servizio molto bravi, perché poi molto si fa nel servizio, no? Cioè, tra virgolette, no? Saper portare in tavola, come dicevi tu, raccontare, stare insieme con le persone vuol dire molto in un ristorante. Come lo percepiscono questi ragazzi? Riescono a capire l'importanza del servizio in cucina? Cioè in sala, scusa. Allora, c'è una precisazione. Io sono docente al Master della Cucina Della Italiana. cucina? Della cucina. È un master creato in primis dai fratelli Alaimor con altre personalità che hanno voluto una scuola che fosse una scuola che fosse da una parte performante, però dall'altra parte una scuola che aprisse l'idea. Per cui è legata alla cucina. Se non ricordo male, lo scorso anno tra i docenti c'erano qualcosa come 30 chef stellati. Nell'insieme si arrivava ad una cinquantina di stelle, per cui una docenza veramente, veramente, veramente importante. Ecco, l'altra particolarità di questa scuola è che oltre a parlare di cucina si parla di arte, si parla di giornalismo, si parla di chimica, si parla di agricoltura e poi si parla anche di vino con le mie lezioni. Mauro? Sì? Ecco, sono riapparso. Stavo dicendo che si parla poi di vino con le mie lezioni. Ecco, una delle soddisfazioni più grandi, questi ragazzi che studiano per diventare poi chef, è quella che alla fine del percorso mi è capitato nelle varie edizioni di questo percorso, qualcuno mi dice: sai che mi piace molto la cucina, però con le tue lezioni mi sono affascinato moltissimo al mondo del vino. Questa è una delle soddisfazioni più grandi, perché comunque sono ragazzi che investono anche in maniera economica importante per il loro livello di cucina. Vedere questo e sentire questo mi riempie il cuore. Per me il vino è passione, l'ho sempre vissuto come una passione. Penso anche per te. Sì, Beth, poi riuscire a trasmettere la passione a qualcun altro è qualcosa che veramente dà molta soddisfazione, è verissimo. E tra l'altro, tu Mauro, allora io adesso qui, perché ho già iniziato a fare l'aperitivo, no? Perché insomma a quest'ora, no, nel calice un vino di Ponza, una biancolella di Cantine Migliaccio, quindi si tratta di un vino... Pronto? Sì, Luigi, ci senti? Luigi? Noi ti vediamo un po' immobilizzato. Noi ti vediamo, ti sentiamo. Infatti, intanto facciamo un sorso. Ci vediamo, vediamoci su. Purtroppo questa sera effettivamente abbiamo questo tempo avverso. Luigi, beh, insomma, comunque io ti stavo chiedendo appunto un vino delle isole minori del Mediterraneo. Non l'ho stappato a caso stasera, perché comunque mi ricordo che tu l'anno scorso, perché tra l'altro più o meno anche noi con l'associazione abbiamo fatto un evento sulle isole minori da queste parti, voi avete fatto, se non ricordo male, a giugno con il Salotto del Vino una serata dedicata alle isole minori, se non sbaglio. Ecco, quindi è una scusa per parlare un po' di questo tuo format che hai inventato tu, quello del Salotto del Vino, che è una cosa
tra l'altro molto seguita dagli appassionati. Io abito a Rovigo, quindi non siamo molto distanti, e so che è sempre qualcosa di molto seguito. Si fa un po' la corsa per prenotarsi, perché va spesso sold out, insomma, ed è un appuntamento. Come funziona? Cioè, è una situazione, diciamo, so che tu ami dire che si tratta di un momento che si può chiacchierare, non è necessario essere degli espertoni, giusto? È corretto, è correttissimo. E sì, il salotto del vino nasce da un'idea di qualche anno fa. Eh, Mi trovavo, ero sempre molto impegnato col lavoro, il nostro lavoro ci impegna molte ore, e quei pochi giorni che abbiamo liberi cerchiamo anche di passarli con la nostra famiglia. Certo. E per questo mi mancava le visite in cantina, mi mancavano le degustazioni, mi mancava un po' il mondo del vino come l'avevo sempre vissuto gli anni precedenti. E per questo ho detto, ma perché invece di andare io a cantine, degustazioni, non faccio venire i produttori a casa mia? E qui è nata proprio l'idea del salotto del vino, che tra l'altro quest'anno mi hanno anche copiato, però Ma se ti davvero? copio ci hai fatto bene. Hanno copiato tra l'altro anche il nome, il salotto del vino. Ha proprio copiato tutto. Sì, sì, tutto il format, gli orari. La cosa con i Su cicchetti che è Milano. bellissima, questa cosa che voi abbinate, che è molto, diciamo, informale, no? Perché poi anche questo aspetto è molto divertente. No, ma ecco, vuole essere proprio un incontro di 2 ore dove si parla di vino, con appassionati di vino, perché comunque gli ospiti, chi interviene, sono appassionati di vino di vario livello, ci sono da professionisti, a sommelier, a addetti ai lavori, a ragazzi amanti del vino, piuttosto che piccoli gruppi di amici che vogliono parlare, sentire qualcosa di diverso riguardo al vino. E gli ospiti che facciamo intervenire sono produttori piuttosto che importatori, piuttosto che distributori di vino o personaggi del vino. Abbiamo avuto giornalisti, abbiamo parlato di vino veramente a 360 gradi, dall'agronomo che è intervenuto a sentire un vitigno coltivato diverse, cosa potesse dare, piuttosto che il distributore di vini austriaci, piuttosto come quello che ricordavi tu, che tra l'altro è stato bellissimo, vini delle isole minori. Oppure un altro incontro molto interessante con un giornalista storico, dove abbiamo parlato di Malvasia, di Infatti, tutta la quella storia della infatti è stata Malvasia. bellissima, sì. Sì, è Malvasia, stato beh, molto quelli bello e è... molto seguito. E speriamo di poter ritornare anche a fare questi salotti, perché Voi si avevate già un calendario divertiva. impostato, immagino, Sì, poi per sì. quest'anno, sì. E chiaramente è saltato tutto, Chiaramente, come tutti i però calendari di di tutti. tutto il mondo. Però insomma c'è sempre modo ci riprenderemo anche su questo, insomma, è solo posticipata la cosa. Ma Assolutamente. qual è la cosa che durante questi salotti, che danno già nel nome, è bellissimo il nome perché dà l'idea del confronto durante il quale ognuno può dire la sua, insomma non è necessario essere, come dicevo prima, degli esperti. Quali sono gli aspetti che incuriosiscono di più? Le storie che stanno dietro a un calice, Sì. o che ne so, le persone, i paesaggi? Tu cosa hai notato in questa esperienza del salotto del vino? Allora, quello che io premetto sempre, tu l'hai vissuto quando introduco la serata, è quella che c'è proprio una chiacchierata, un raccontare una storia. Non vogliamo una degustazione tecnica, perché comunque ci annoierebbe. Io stesso mi annoio a sentire parlare di profumi, di colori, di sfumature, poi di profumi, insomma, diventa una cosa anche complicata. Sì, più tecnica, più, sì, diciamo accademica, certo. Quello che vedo che piace a me, che piace un po' comunque anche a chi interviene, è sentire una storia, perché comunque è quella che ci appassiona.
Poi ricordiamo ci portiamo a casa. Sentire parlare di come è nata un'azienda, di come è nata l'idea di un vino, dirlo nel bicchiere, secondo me è quello che ci portiamo poi a casa. L'abbinamento che poi facciamo, io dico sempre che non è un abbinamento ma è un accompagnamento, cerchiamo di interpretare il vino e di dargli un senso nella serata. Per cui, sì, la volontà è di fare un accompagnamento poi al vino. Ci diverte molto, è un po' ritroso, con le annate, spesso proviamo a fare delle piccole verticali o delle grandi verticali. Abbiamo fatto anche delle verticali con un persino, con cose molto importanti, perché è divertente conoscerlo e vedere che prospettive può avere, come può evolvere, un po' come le persone, sai, perché comunque il vino parla di persone e rappresenta l'animo delle persone, l'animo di chi le fa. Facilmente, penso che lo riscontri anche tu quando apri una bottiglia, riesci a capire se un vino fatto con l'anima o è fatto con un programma per una ricerca pura. Sì, senz'altro l'identità è la cosa che ci piace di più, soprattutto quando insomma siamo alla ricerca di una storia, di un'esperienza, di un'emozione, sentire un registro che è unico, che è diverso, che magari è irripetibile rispetto a tutto il resto, è quello che appunto ci emoziona di più. Scusate se mi sono assentato per un attimo perché ho avuto un po' di problemi di collegamento. Chissà quante belle cose vi siete raccontati senza che io vi sentissi. Comunque dopo vi riascolto nella registrazione. Non so, io volevo chiedere, non so se l'hai già fatto tu Emanuela, un qualcosa riguardo a Erminio, insomma, perché sicuramente... non l'ho ancora fatto. Non l'hai fatto, ecco Mauro, sicuramente insomma tu hai vissuto una grande parte della tua esperienza professionale al suo fianco e la vivi ogni sera e vorrei che ci raccontassi qualcosa di lui, insomma, perché è bello anche conoscere dei personaggi, perché Erminio è un personaggio della ristorazione veneta e anche italiana, direi. Ci racconti un episodio, qualcosina che non noto, ce ne sono, no, ma ci devi raccontare una cosa inedita. Una cosa inedita, mi verrà fuori finché parlo con voi, perché comunque Erminio è parte integrante della mia famiglia e con lui ho condiviso 25 anni veramente fianco a fianco in questa bellissima esperienza che è Montecchia. Con lui è difficile annoiarsi perché ha una mente così dinamica e poi così giovane, perché comunque è sempre stato molto attento all'innovazione. Qualsiasi attrezzatura innovativa lui è sempre stato per provarla tra i primi. È sempre una persona poi che ha trasmesso sui figli, si mette sempre in discussione. Nella famiglia Raimo nulla oggi è uguale a domani. Certo. Se qualcosa va bene, bisogna migliorarla. Per cui è sempre un gioco a cercare qualcosa di diverso e non accontentarsi mai. Ma infatti questo quello che è sicuro che non fa annoiare. Che colpisce molto di lui quando quelle poche volte che ho avuto la fortuna di venire da voi è la sua, come dici tu, estrema dinamicità. Non è mai fermo, Sì. Ha sempre qualcosa da seguire, da portare, eccetera. E questo è bellissimo perché penso che dia stimoli a tutto il gruppo poi. Sì, no, ma è verissimo. Poi, sai, lui è il primo che ne so, arriva il fornitore, c'è da scaricare, c'è il carrello occupato, lui prende e scarica da solo a mano.
veramente incredibile, un uomo di ormai ha passato i 70, non voglio dire da quanto, perché poi non so offendo, però ecco, ha veramente una forza, una dinamicità e una lucidità. Lui è estremamente lucido, quello che gli invidierò sempre, che ho sempre invidiato è questa sua lucidità e questa sua fermezza e tranquillità. Ecco, quello che ci dicono sempre, conta fino a 10 prima di parlare con lui, lui lo fa mentalmente, probabilmente non lo so, ha questa grandissima dote dove riesce a parlare prima di parlare, non si fa prendere troppo delle emozioni. Allora io continuerei in questa galleria personale, perché anche qua non so se Emanuela tu hai fatto questa domanda, ma vorrei conoscere anche un po' il Mauro Meneghetti persona, nel senso, oltre che la sua professionalità. Io so che tu hai partecipato anche a delle belle maratone, sei, come si suol dire, un runner, sei, tra l'altro hai coinvolto anche Simona in questa tua passione e vi ho sempre visto ultimamente fare diversi chilometri e tu questa passione l'hai portata fino in fondo, cioè anche a livello direi agonistico, non è semplicemente uno sfizio. Ci vuoi raccontare qualcosa? Come è nata intanto questa passione, direi? Allora, questa passione, allora, la corsa non l'ho mai avuta come passione, anzi, quando ero più giovane ho sempre detto l'ultima cosa che farò perché comunque mi annoia. E invece ho trovato, quando ho cominciato perché, sai, erano da poco passati i 40, le analisi non andavano così bene, cominciavo a essere un po' sovrappeso. Il medico mi ha detto, guarda Mauro, sì, Ti comincia a farebbe fare bene una muoverti un bella... po'. Sì, comincia a muoverti, ti fai una camminata di 20 minuti a passo veloce e vedrai insomma che ti stabilizzi, insomma sei giovane, non hai bisogno di chissà che cosa. Basta poco in realtà. Sì, da questo ho detto, cavolo, a 40 anni devo camminare, corro. E da lì ho scoperto, ecco, una cosa che mi ha aiutato molto, ho messo le cuffie e ho scoperto che potevo passare una buona mezz'ora da solo ed era quello che mi mancava di più. Avevo bisogno di staccare la spina, Decompressione, vero? di sfogarmi e l'ho trovato nella corsa. Io poi sono molto competitivo, soprattutto con me stesso, e dalla corsa così ho detto, provo a iscrivermi ad una mezza maratona e adesso non ricordo l'anno, non mi ricordo mai le date, però vabbè, ho corso la mia prima mezza maratona, ho detto se riesco a finirla mi iscrivo alla maratona di Venezia. E la maratona di Venezia è stata la prima delle 5 maratone che ho fatto e dopo di quella c'è stata Padova, c'è stata Valencia, Roma e Parigi. Nel mentre, ecco, sono riuscito facilmente poi, perché comunque Simona, anche lei è una sportiva, a coinvolgerla e pensa che quando è stato? Ormai sono nel 2018, io mi ero iscritto alla Maratona di Porto, in Portogallo, e Simona si era iscritta ai 10 km. Ai 15 km mi corregge, stavo ridendo. Ai 15 km. Salutiamo Simona, insomma, tanti saluti a Simona che ci seguirà sicuramente in questo momento. Per cui si iscrive anche lei. Io durante l'allenamento ho visto che non ero pronto, ho detto, vabbè Simona, non mi faccio la maratona, ci facciamo i 15 km insieme. E così è stato. Abbiamo trovato una giornata tremenda di pioggia, di freddo. E abbiamo concluso i nostri 15 km e siamo tornati poi nel nostro appartamento. La sera Simona non stava benissimo, accusava un po', io invece avevo già programmato una bella degustazione di Porto, essendo poi... infatti te lo stavo per chiedere. Sì, era nella città giusta, era un mese
che avevo fatto il mio Ramadan precorsa, per cui non bevevo da un mese, ero prontissimo. Lei invece era un po' giù, era un po' stanca, però alla fine insomma abbiamo comunque svolto la nostra missione e abbiamo degustato. Qualche mese dopo abbiamo scoperto che Simona era incinta, per cui lei si è fatta i 15 chilometri di corsa incinta a In Porto. dolce attesa già. E Per- infatti è venuto fuori un leone, no? è venuto fuori un grande Bellissimo leone. poi, perché è una piccola meraviglia Leone, io vedo le foto sui social, è bellissimo, che non è scontato, eh. Tra l'altro, Me ne sono l'ultima accorto. volta che ci siamo visti, con Mauro, Simona e Leone, eravamo agli auguri, mi sembra, Sì, post Capodanno, pre-Capodanno, che eravamo e chi se nello... lo ricorda? Sembrano 3000 anni fa. Sì, esatto. E c'era anche questo Sì. stupendo bimbo che è stato buonissimo perché veramente, insomma, in mezzo a noi adulti che eravamo lì a divertirsi, a far casino, Fare un lui coglione. tranquillo. È Non è vero, vero, è vero. Mauro? Sì, è È vero. stato... Adesso invece sta sperimentando questa cosa della corsa, sta gattonando a tutta velocità e in questi giorni poi invece anche sta molto in piedi, per cui è una corsa nella corsa. È bello impegnativo, però ecco, devo dire che questo periodo mi ha aiutato molto, mi ha fatto vivere questa esperienza bellissima che è la famiglia a 360 gradi. Devo dire la verità che in tanti anni di lavoro, più di 10-15 giorni con la famiglia non li avevo mai passati ed è un'esperienza bellissima, veramente Te lo sei meravigliosa. goduto in questo periodo, Leone, insomma. Questo è uno degli aspetti positivi di questo lockdown, che Sì, davvero. effettivamente sì, Ma tutti abbiamo avuto modo di goderci un po' la famiglia, è vero, questo io bisogna Ma direi dirlo. che prima... in tanti dicono che si sono annoiati, io mai un minuto No, di beh. noia, Vero, neanche, cioè, mai. da fare ogni giorno. Poi con un bambino piccolo posso immaginare, posso Sì. Ma io immaginare. direi che prima di avviarci alla chiusura, perché non sembra, ma il tempo È volato, effettivamente sì. quando si sta Sì. in buona compagnia vola, io vorrei allora, prima di tutto, fare un saluto a tutte le persone che ci hanno mandato Vero. un loro saluto. Vedo Ulla Mugler, vedo Giancarlo Cestaro, Marco Tinello, Thomas Munerato, Simona Pont, ovviamente. Ovviamente. Quindi tutti gli amici che ci hanno mandato un saluto, ricambiamo di cuore della loro presenza. E poi vorrei invitare Emanuela a questo punto di chiudere con insieme con Mauro una degustazione di calici, perché comunque chi è qui si aspetta qualcosina. Non so se avete fatto già prima qualcosa, perché appunto Sì, beh, noi però, due abbiamo già chiacchierato un po' di vino, però ce ne sarebbe da dire. Ma insomma, io sono curiosa, chiedo perché insomma vorrei tanto sapere il sommelier della Montecchia che cosa sta bevendo stasera. È una piccola curiosità che insomma penso in tanti abbiano. guidaci un attimo, dai Mauro. Allora, questa sera ho voluto scegliere qualcosa di diverso, di poco impegnativo, perché comunque quello che mi piace sempre è fare un aperitivo, ma anche stuzzicare, perché comunque bere da solo dopo, nonostante l'esperienza, nonostante l'allenamento, mi prova un po' fisicamente, per cui stasera ho detto non posso mangiare perché non posso certamente masticare in una diretta e ho scelto un vino che fosse poco impegnativo. Ho scelto un Surlì dei Mm, Coliugani con mm. una base moscato. Mi piace molto intanto perché comunque è molto buono, ha questi profumi affascinanti di moscato e poi viene realizzato da due amici, un amico che gestisce la commercializzazione di questo vino e poi tutta la produzione e dall'altra parte l'aiuto enologico di un altro grande amico del territorio di Gambellara. Entrambi
lavorano in maniera naturale, entrambi curano molto la vigna, sono molto attenti a quello che viene fatto in Campania. Non vi nego che in questo periodo ho dato fondo alle riserve. Hai fatto buono. È per caso un vino No. fatto a Vo'? Sì, esatto, sì. Penso di aver intuito. Beh, insomma, ma facciaci vedere la bottiglia. Penso sia Monteversa o sbaglio? Stiamo parlando di Non hai Monteversa? sbagliato. Monteversa, è Sì. buonissimo questo Dai, sorriso. diciamo che vi eravate messi d'accordo prima, adesso no, fate tutta questa assolutamente sceneggiata. No, però insomma, siccome tra l'altro è un vino che piace un sacco anche a me, e saluto Giovanni Bressani, che insomma è lui che poi cura tutto l'aspetto commerciale, eccetera. E lui che me l'ha fatto conoscere una volta, eravamo al Pidrocchi a una manifestazione sui vini dei Colli Euganei, a un banco d'assaggio, e mi colpì tantissimo in quel momento questo Surlì da moscato giallo, perché esprime delle sensazioni di agrumi in maniera ancora più dirompente rispetto alla versione magari ferma, di una freschezza incredibile, no? Poi questa sapidità, è veramente un vino molto interessante. L'aperitivo è una cosa, cioè tu lo apri e non fai in tempo a... Sì, ma anche che... un vino da bere un po' tutte le ore, sai, poco Certo. impegnativo, Sì. di Un questi calice che profumi, si... e non è mai banale, Certo. Tra l'altro, ecco, delicatissimo. sempre per parlare della Montecchia, secondo me, adesso non so se ce l'avete in carta all'ABC, al bistrò, però secondo me è molto adatto poi alla situazione che c'è, all'altro spazio che c'è la Montecchia, perché poi la Montecchia ha questa doppia anima, cioè la parte del ristorante stellato, e poi c'è anche il bistrò, che è uno spazio più informale dove si può mangiare anche un sandwich, una pizza che tra l'altro è buonissima, un Esatto. primo, un'insalata, e la carta più snella, insomma ci sono le birre artigianali, ci sono anche i cocktail, no, era un modo anche mi sono agganciata, ecco, anche a quest'altra esperienza che si può fare alla Grazie. Montecchia effettivamente. Ti occupi No, verissimo. ovviamente tu della carta vini anche lì, sì, ovviamente. Sì. Sì, Io è tutto con i miei tutto il gruppo, no? collaboratori, sì. Sì. Allora, le carte dei vini della Montecchia vengono curate da me, dal mio sommelier che è Manuel Marconato, e la carta dei vini di ABC, devo dirvi la verità che mi piace particolarmente, perché comunque è una carta più snella, ha molte meno referenze chiaramente di quella del ristorante stellato, però ha dei vini sempre molto curiosi. L'idea è quella proprio di poi servire tutto anche a bicchiere, tutto a calice, Bello. e, e molti vini sono facilmente abbinabili poi anche alla pizza. Certo. E su questo poi abbiamo lavorato e stiamo lavorando ancora molto sulla ricerca delle birre, che vogliono essere tutte birre artigianali. E per cui ecco, ci divertiamo anche in questo, è una ricerca È continua. un'attività di ricerca, appunto, volevo dire, anche tutto sommato, no? C'è chi pensa che beviamo tutto il giorno, invece io chiamo questa cosa ricerca e sviluppo, perché comunque è uno studio È costante. lavoro. Adesso Emanuela, tocca a te, hai 10 minuti per raccontarci il tuo vino invece. Beh, in realtà io e Mauro Cosa come stai avevamo... bevendo? Acqua. No. Sì, acqua color Colorata, taglierino. dai. No, già prima con Mauro ho anticipato, si tratta, come dicevamo prima, di un vino delle isole minori, del Mediterraneo. Si tratta di una piccola isola, l'isola di Ponza, arcipelago pontino, siamo in Lazio. Il vitigno è Biancolella, e appunto prima l'ho citato, più che altro la cantina è Cantina Vigliaccio, come dicevo, quindi una piccola realtà che si è messa a recuperare dei vigneti perduti, dimenticati, erano stati lasciati all'abbandono proprio per pura passione. Sono quei vini che comunque raccontano storie che vanno oltre la degustazione del vino. Dietro c'è un paesaggio, c'è comunque la storia di un vitigno che è lì, perché c'è una storia legata insomma a tutto il contesto del territorio. Ma soprattutto, come dicevamo prima con Mauro, sono quei vini che hanno un'identità specifica, non sono
a nient'altro, e questa è la cosa più bella che hanno. Cioè, al di là dell'aspetto della degustazione, ti danno la possibilità di evocare paesaggi, storie, situazioni, atmosfere. E questa è la via più bella, secondo me, per, per apprezzare un vino. Ecco, Ma infatti questo. io ricordo una bellissima serata che abbiamo trascorso insieme, Emanuela, dove veramente tu ci hai fatto fare un percorso per le isole minori, ed è stato molto bello perché andiamo proprio a Eravamo su scoprire. un'isola, alle porte di un'isola, tra l'altro, l'isola di Albarella. Infatti, e ci hai portato in giro per il Mediterraneo, mi sembra che hai toccato un po' diverse realtà nel Mediterraneo, ed è bello questa, un po' si avvicina anche a quello che diceva prima Mauro, no? Questa attività di ricerca, perché etichette importanti ne abbiamo tantissime e sono grandi cantine, grandi realtà che sicuramente non hanno bisogno della nostra presentazione. Invece quello che c'è bisogno spesso da parte di persone come voi è quello di andare a scoprire qualche piccola realtà dove magari i numeri sono più piccoli, magari è più difficile trovarle, però ci regalano, come diceva Emanuela, anche dei racconti del territorio, cioè in qualche modo si associa a quello che si beve anche un qualcosa che possiamo vedere, che se andiamo lo possiamo vedere direttamente, altrimenti cerchiamo di evocarlo con filmati, foto, quant'altro. Oggi non ci mancano queste possibilità, però in qualche modo riuscire a guardare attraverso un calice un territorio è sicuramente una cosa in più. Ecco. Questo vino, per esempio, sa di mare, cioè io lo stavo, adesso che si è scaldato un po' davvero, sembra, chiudi gli occhi e veramente ti sembra di essere questa sensazione di salsedine, anche sì, insomma, è una cosa che racconta, ecco, già il paesaggio, e questa è una cosa bellissima. Ma loro alla Montecchi hanno una carta molto, molto curata anche sotto questo aspetto, perché c'è un bellissimo approfondimento sul territorio, sul Veneto, poi si spazia anche all'estero. È bella questa cosa che ci sia una ricerca anche a livello locale, è la cosa più bella secondo me quando si va a mangiare in un luogo. Poi voi siete proprio ai piedi dei Colli Euganei, quindi è importante che ci sia un aggancio con il territorio. E poi ci sono tante piccole realtà davvero che hanno il compito di raccontare un territorio. Poi, mentre ritorna Luigi, forse, eccolo. Sì, mi Un'ultima era cosa. caduta una pianta fuori perché qui c'è un piccolo tornado, quindi sono andato a vedere cos'era successo. Che ansia ogni volta, Luigi. Sì, Quindi il tempo un'ansia ogni volta, dai. No, sono da l'ultima solo, cosa. ragazzi, mica sono come voi che avete un regista occulto, perché so che vedo gli No, ti ho sguardi detto che vostri. Rovigo che è sempre la provincia Cenerentola del Veneto. Guarda che connessione che abbiamo. Casca mai qua ogni volta, hai visto che roba? Secondo me hai Giovanni lì con la manovella che tiene sulla connessione. C'è un ripetitore qua davanti. No, l'ultima cosa che volevo chiedere, che è una cosa che mi ha colpito quando sono venuta a cena lì alla Montecchia, è questo menù che comunque è molto incentrato sulle materie prime dell'orto, ed è bellissima questa cosa, perché poi sono trasformate in modo tale veramente da creare anche una complessità insieme alla raffinatezza e alla leggerezza del piatto. E secondo te quali sono i vini ecco, più indicati per questo tipo di menù verde che proponete voi? Allora, intanto il menù che stiamo proponendo ha sì, questa forte componente vegetale. Questo è un po' nelle corde degli Alaimo, perché la mamma di Massimiliano Raffaele di Laura, Rita, è vegetariana da sempre, per cui non è con un'idea legata alla moda, ma i piatti vegetariani nei menù degli Alaimo sono sempre esistiti. E devo dire che in questo momento Massimiliano poi si sta divertendo tantissimo con il vegetale, perché c'è possibilità di abbinamenti diversi tra gli ingredienti, c'è la possibilità di esperienze nuove. La fortuna che abbiamo è che stiamo vivendo un bellissimo momento storico dove tanti ingredienti sono
facilmente disponibili e reperibili. Se pensiamo solo che fino a 5-6 anni fa nessuno sapeva cos'era la pastinaca, lo zenzero, qualcuno l'aveva letto nelle tisane, invece adesso insomma si usa sicuramente più facilmente. La rapa rossa era un alimento che veniva dato ai cavalli insieme alla pastinaca, per cui c'è stata veramente una bella riscoperta, un grande lavoro. L'abbinamento non è sempre facile, perché comunque sai, le preparazioni sono preparazioni anche complesse, molto complesse. Quello che mi diverte di più è l'abbinamento con dei vini, magari con macerazione, dove sai, il gioco diventa divertente e diventa veramente un grande connubio anche sulle temperature, è più facile giocare. Poi con piatti speziati come sono quelli di Massimiliano, dove spesso c'è una componente di curcuma, dove le spezie sono comunque sempre ben presenti, e hai bisogno di vini che abbiano sostanza, che non siano assolutamente banali. Non possiamo pensare di abbinarci un bianchetto semplice, fresco e ghiacciato. Abbiamo bisogno spesso di strutture più importanti, e spesso si va anche su dei rossi di annata, di annate anche importanti, perché comunque se pensiamo ad un elemento come la rapa rossa, per esempio, che è presente spesso nei piatti di Massimiliano, un ingrediente che ha bisogno di un supporto da vino rosso anche con grande struttura, con grande carattere. Quindi, ecco, certo. non è sempre semplice, anzi delle volte siamo in difficoltà, non in difficoltà, c'è molta più studio e più ricerca sui piatti vegetali rispetto ai piatti di carne, perché comunque i piatti di carne o di pesce sì, sono strade già tracciate, sono storie già scritte, invece quello è un territorio è vero, è verissimo. Luigi, ci sei? Lo vedo fisso ancora. Questo sguardo fisso stasera. Stasera è di nuovo sparita la connessione. Poi sentiamo in sottofondo anche un'altra presenza, è vero che è un'altra componente della famiglia, ci spingiamo ancora di più nel privato. Ci spingiamo nel privato, lei è Chablis. Lei è Chablis. Si tratta di un Jack Russell, vero? Se mi ricordo male. Vero, Jack Russell, un Gecchino di piena vivacità, perché comunque è incontenibile in tutto, ed è un cane che poi ci ha accompagnato nella mezza maratona di Treviso di quest'inverno, e si è fatto tutti i 21 chilometri a fianco al passeggino di Leone e a fianco di Simone, per cui coinvolgiamo sempre tutti i componenti della famiglia nelle nostre cose. E Chablis è un nome casuale oppure c'è una leggera non credo che sia poi così casuale. No, Luigi, bentornato. Chablis è stata un'adozione e aveva un nome terribile, poi per un Jack Russell di questa energia si chiamava Mia, e abbiamo pensato immediatamente che dovesse avere un nome legato invece al vino, e abbiamo pensato Chablis fosse proprio il suo nome, nonostante, ecco, il carattere è un po' più esplosivo di uno Chablis, però speriamo come in uno Chablis che il tempo riesca ad affinarla, lo arrotondi un attimino con un po' di permanenza in cantina, in casa, insomma, questa sua acidità costante, sì, nervosa, vibrante, che la maturità sicuramente. Comunque molto dolce anche. Alla fine siamo giusti, siamo ai 58 minuti, quindi siamo in chiusura della nostra ora di conversazione. Si sono aggiunti con noi, ci salutano l'Hotel Beatrice, Michela Parolin, quindi direi anche a loro va un ringraziamento a questo collegamento. Che altro dire? Io vorrei ringraziare Mauro per la disponibilità di essersi messo a nudo, tra virgolette, nel senso di averci raccontato un po' di se stesso,
di averci raccontato un po' delle sue preferenze nel campo vinicolo, della sua esperienza, questa grande esperienza alla Montecchia, insomma, di averci parlato un pochettino di quello che normalmente si farebbe davanti a un buon bicchiere di vino a quest'ora se non si lavora, tra virgolette. E niente, allora da lunedì ti vedremo di nuovo indaffarato e magari speriamo di venirti a trovare io e Emanuela, magari con anche Giovanni, siamo sempre tutti impegnati, ma venirti a Ma si trovare. trova il tempo per andare alla Esatto. Montecchia. Quindi grazie a Mauro, grazie a Emanuela che è sempre disponibile a darmi una Grazie a mano in voi. questi collegamenti e abbiamo un altro ringraziamento da Alessandro Lollo, non so se è un vostro amico o un nostro seguace, e comunque grazie veramente, 1 ora e 0203 secondi. Il mio Ragazzi. saluto è la volontà di rivedere e rivedervi ai nostri tavoli. Bene. Salute. A prestissimo. A presto. Cin. Cin cin ragazzi, cin. Cin. Adesso manderò una breve sigla di un cantautore che mi piace e alla fine della sigla ovviamente possiamo risalutarci oppure chiudere il collegamento come preferite. Bene, un saluto a tutti e guardiamo questo filmato un po' particolare che in qualche modo anche racconta il momento in cui siamo. Costruire un futuro migliore, che tutto passerà. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino.